Un importante momento questo, diciamo, che riguarda l'occupazione qui all'ASP di Agrigento, si rischia anche il mancato rinnovo dei contratti di lavoro. Qual è la situazione? Ma la situazione a oggi è grave, anche perché il discorso che praticamente vanno a scadere a giugno una serie di contratti di personale incaricato, sia che infermieristico, medico, farmacista, che riguarda tutte le categorie, mette in preoccupazione i lavoratori, tant'è che i lavoratori oggi vivono in un terrore perché hanno paura che queste benedette proroghe non arrivano. Dunque noi come CISL, ma anche come CGIL, onestamente, perché noi spesso e volentieri con il collega Cotugno che abbiamo qui a fianco lavoriamo assieme, abbiamo fatto un comunicato stampa in cui noi invitavamo la regione siciliana ad andare a istituire alla sesta commissione un tavolo tecnico per vedere come risolvere il problema dei precari dell'ASP di Agrigento. Quando noi parliamo di precari non parliamo solo di precari amministrativi, ma parliamo di precari di medici, di infermieri e di farmacisti, gente che già ha più di 36 mesi e diversi anni lavorano nell'ambito dell'azienda. Ma oggi si rischia che se questi contratti non vengono rinnovati, voi capite cosa potrebbe succedere, ma non solo cosa potrebbe succedere all'azienda per la mancata assistenza all'utenza, ma cosa potrebbe succedere ai lavoratori che si troverebbero in mezzo a una strada. La realtà oggi è questa. Dunque noi cosa abbiamo chiesto urgentemente? Perché noi dobbiamo dire che il direttore generale Ficarra ha fatto il possibile e l'impossibile per andare avanti e continuare a poter lavorare, ma oggi ci troviamo in questa realtà, perché poi non parliamo poi di quello che è successo con la rete ospedaliera e non parliamo di quello che è successo con la dotazione organica, che non facciamo che ogni anno, quando si vanno a rinnovare, praticamente torniamo sempre indietro, vanno a diminuire i posti letto, vanno a diminuire le dotazioni organiche e siamo in mezzo ai casini totali. Dunque noi partiremo con altre iniziative, per capirci. Ecco il parere della CGIL. Sì, il parere della CGIL non può che essere d'accordo con Farrugia della CISL. Noi questo l'abbiamo lamentato in tutte le sedi, anche nell'ultima riunione con il direttore generale quando ci ha convocato per l'approvazione della rete ospedaliera e della nuova dotazione organica. Questo è un elemento di fondamentale importanza per tutto il nostro territorio. Noi abbiamo un arretramento della sanità, dell'offerta sanitaria su tutto il territorio provinciale e questo non può che determinare ancora di più quei disservizi che in passato magari abbiamo avuto. La carenza di personale adeguato nelle varie strutture, sia sul territorio che nei nostri ospedali, potrebbe sicuramente causare dei grandi disservizi. Noi chiaramente su questo vogliamo essere chiari una volta e per tutte, non siamo più per il rinnovo contrattuale, non siamo più per le proroghe, ma siamo semplicemente per fare il concorso riservato al personale interno che ha maturato i famosi 36 mesi e che da noi ormai lavora da diversi anni. Come diceva il collega, stiamo parlando di medici, stiamo parlando di tecnici, stiamo parlando di infermieri, di tutto il personale che oggi è in grado di garantire i livelli essenziali di assistenza in tutta la nostra struttura sanitaria.